Siamo davanti a un continuo processo di deindustrializzazione, mentre Porto Marghera deve anche rimanere un polo industriale importante come lo è stato nel Novecento, ovviamente rivedendo le produzioni in termini di sostenibilità. Ed è scandaloso che in questo ultimo anno il sindaco non abbia ricevuto i lavoratori e le lavoratrici e anche dopo la nostra richiesta non abbia voluto presentarsi né in commissione né in consiglio comunale a discutere della vicenda. Il Partito Democratico chiede il rilancio di Porto Marghera a partire dalla chimica green e dall'idrogeno verde. Da troppo tempo, affermano i vertici del partito, l'amministrazione comunale ha deciso di abbandonare il lavoro e lo sviluppo di Porto Marghera. Il capogruppo in comune Giuseppe Sacca ha incontrato i lavoratori assieme alla segretaria del Partito Democratico di Venezia Monica Sambo in occasione del presidio organizzato dalla CGIL davanti a Cafarsetti. Il silenzio del comune sotto questo aspetto è assordante ed è per questo che abbiamo già fatto degli atti ispettivi, ma soprattutto chiederemo una commissione urgente e nel caso anche un consiglio comunale per riuscire a confrontarci con i sindacati e con gli altri corpi intermedi per tratteggiare un futuro reale e possibilista per Porto Marghera. Ricordiamoci che le risorse ci sono, il comune deve ascoltare quello che i sindacati e non solo i sindacati, le forze politiche hanno come prospettiva sul futuro di Porto Marghera. Secondo il Partito Democratico, i fondi del PNRR rappresentano una straordinaria occasione per il futuro di Marghera, purtroppo ancora tra i siti più inquinati d'Italia ed Europa e ancora in attesa del completamento dei progetti di bonifica. Ma nella gestione dei finanziamenti europei, il Comune ha previsto come intervento principale la realizzazione della cittadella dello sport. È evidente che non solo c'è incuria da parte di questa amministrazione, disinteresse sia dell'amministrazione comunale che di quella regionale, ma in realtà anche un piano e un disegno politico che è quello della monocultura turistica. È evidente che in questi anni c'erano tantissime opportunità e lo abbiamo chiesto anche insieme all'azione dei sindacati. Pensiamo ai 104 ettari dell'ex Arisindal abbandonati da comune e da regione, al PNRR e a tutti gli altri fondi che sono arrivati e che non sono stati utilizzati per lo sviluppo e per il rilancio di Porto Marghera anche con un'economia green.